e così oggi presentiamo praticamente Io Valgo 3.0. Capofila è Avis Regionale Veneto, appunto, e col partner il primo ASMO, mentre i collaboratori sono la Confcommercio Veneto, Centro di Medicina Villa Maria, i Lions e CISL Veneto. Obiettivo: avviare una nuova alleanza tra imprese e volontariato nella promozione della salute e del benessere dei lavoratori. Il fatto di vedere due grosse associazioni qui oggi è l'importanza del network, ma soprattutto l'importanza del dono. Quando usciamo con i ragazzi per fare la sensibilizzazione, cioè, non ci manca mai, la prima nostra apertura è parlare di donazione di sangue, perché tutte le malattie oncoematologiche hanno tanto bisogno di sangue prima di arrivare a un trapianto di midollo osseo. Pertanto, cioè, cerchiamo sempre e comunque di orientare i ragazzi ad iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo, ma prima ancora di iscriversi all'associazione per poter diventare donatori di sangue, per cui sicuramente due associazioni sorelle da questo punto di vista, che hanno lo stesso obiettivo del dono, e ci ha visto anche in questo progetto partner per coinvolgere una cittadinanza attiva nei confronti anche non solo delle scuole, che ormai è diventato il nostro pane quotidiano, ma di poter coinvolgere anche quella che è la popolazione dei lavoratori tramite le aziende. Per cui ringrazio assieme a Wanda i partner che hanno sostenuto questo progetto e ci auguriamo, guardando Wanda, di poter proseguire questo percorso che porta effettivamente questo Veneto ad avere quest'anima grande del dono. Quindi siamo appunto alla versione 3.0, che è diciamo una versione del progetto assolutamente ambiziosa, perché ha come obiettivo primario quello di mappare la percezione del rischio verso la salute, della salute nell'ambiente di lavoro causato dal periodo pandemico, ma anche l'obiettivo di creare strumenti concreti proprio di alleanza tra il terzo settore, quindi il mondo del volontariato, e il mondo dell'impresa, per affrontare proprio gli impatti socio-economici e di salute nel momento in cui si diffonde appunto focolai all'interno delle varie realtà aziendali. Allora, noi siamo partiti da un'azione di ascolto, sono stati ascoltati i lavoratori attraverso la voce dei donatori ASMO e Avisini, e attraverso la somministrazione di un questionario online diffuso appunto attraverso una forma digitale, ma dalla risposta che abbiamo ottenuto questo non è stato assolutamente d'ostacolo, perché la risposta è stata pronta. Abbiamo raccolto 325 questionari in soli 2 mesi e ha anche dimostrato la risposta che in qualche modo nessuna fascia d'età è stata penalizzata da questa modalità di approccio. Partendo proprio da un'analisi dei dati emersi e anche da un'analisi del contesto, quindi dell'ambiente, così come sta vivendo gli effetti della pandemia, si realizzeranno dei tavoli che per necessità di contingenti si svolgeranno online, in cui saranno rappresentati diversi attori del mondo del lavoro. Si punta ad avere presenti a questi tavoli rappresentanti del terzo settore, quindi delle associazioni di volontariato, così come anche naturalmente varie categorie del mondo dell'impresa, rappresentanze sindacali, operatori del servizio sanitario, possibilmente noi stiamo contattando anche gli enti locali, perché sono tutti ovviamente attori fondamentali che valorizzano il lavoro di questi tavoli di coprogettazione. Questi tavoli hanno un obiettivo, appunto, come dicevo, molto ambizioso, che è quello di arrivare a delineare delle linee guida, delle linee guida di cura nei confronti di tutte le persone che vivono nell'ambiente del lavoro.
Sono linee guida che poi prenderanno la forma di un protocollo di azione ad adesione volontaria in cui tutti gli attori del territorio potranno aderire per poter appunto affrontare situazioni di pandemia, quindi di accensione di focolai con una modalità condivisa e ottimale per tutti. Sì, è partito da noi perché il nostro impegno come Avis e come ADMO, mi permetto di parlare anche a nome dell'ADMO in questo momento perché è il nostro partner principale, è importante perché per essere donatori dobbiamo avere una sensibilità un po' diversa rispetto a uno che non lo è, dobbiamo avere uno stato di salute molto importante, molto serio, un comportamento serio e i comportamenti si ripetono anche nei datori di lavoro, una responsabilità anche all'interno se consideriamo quello che sta capitando anche con le morti che stanno capitando adesso nell'ambiente di lavoro, per noi è importante sensibilizzare, noi doniamo vita, doniamo questo e questo vogliamo che continui ad essere il nostro obiettivo principale e l'obiettivo parte appunto anche dai posti di lavoro, assolutamente sì, sensibilizzare i datori di lavoro che a mio avviso, a nostro avviso, sono già sensibilizzati molto, nel senso che hanno preso coscienza che deve essere così, perché avere dei lavoratori soddisfatti nell'ambiente di lavoro vuol dire anche avere dei lavoratori che possono dare di più. Questo è importante secondo il nostro punto di vista. Donare vita vuol dire anche lavorare in ambienti sani, in ambienti dove c'è un rispetto del lavoratore stesso e un rapporto anche molto importante col datore di lavoro. Soprattutto perché, come dicevamo prima con Wanda, importante è lo stile di vita, per cui la tutela dello stile di vita per poter essere pronti al dono, sia di sangue che di midollo, per ovviamente esercitare quella cittadinanza attiva nei confronti dei più deboli. Ma dall'altra parte ci sono molte persone che stanno seguendo delle cure oncologiche che devono essere assolutamente rispettati e devono essere attenzionati rispetto ai colleghi. Devo dire che sempre attorno a queste persone si crea un'aurea di protezione, perché c'è molta solidarietà per questi sia dai datori di lavoro che anche dai colleghi, ma comunque hanno sempre più bisogno di attenzione nei confronti ovviamente di un ambiente di lavoro che sia rispettabile e sicuro per poterli riaccettare al lavoro, ecco. Si è parlato prima di donatori a 360 gradi, chi è donatore di sangue più facilmente diventa anche donatore di midollo? Io dico sempre, e guardo Wanda negli occhi, nel senso che il donatore di sangue è già al 50% del cammino per diventare donatore di midollo osseo, perché ovviamente è già un donatore che è sensibilizzato, ha già fatto una serie di un percorso ed è controllato, pertanto è sicuramente molto più facilitato ad entrare nel registro. Ovviamente abbiamo un target che è molto giovane, perché si entra nel registro 18-35 anni, ed è per questo che da tutte e due le parti cerchiamo ovviamente di enfatizzare o di incentivare il donatore 18-35 che entra in ADMO ad avvicinarsi alla donazione di sangue e viceversa. Ecco, questi tavoli sono l'intervento chiave del progetto, sono un'innovazione assoluta rispetto alle edizioni precedenti del progetto Io Valgo e sono importanti perché mettono appunto attorno ad un tavolo, anche se virtuale dato il periodo, o comunque attori diversi che possono portare un punto di vista assolutamente, un contributo assolutamente diverso e aggiuntivo rispetto a tutti gli altri. E per questo siamo molto fiduciosi che da questi tavoli emergano veramente delle linee guida che possano aiutare un po' tutta la collettività che ne vorrà far parte, perché sarà un protocollo d'adesione volontaria, però appunto che sfoci un lavoro che possa dare un contributo, un reale strumento d'aiuto per affrontare i focolai futuri. Il contributo le aziende già lo stanno dando, però la percezione dei rischi è talmente alta, come si può naturalmente comprendere, che bisogna fare di più. È quello che viene chiesto a gran voce un po' da tutti i donatori
e che individuano appunto, soprattutto in una opera di sensibilizzazione, l'azione che è più importante portare avanti, ed è su questo insomma che il progetto Io Valgo punta.